La SEAP Pallavolo Aragona espugna con grande autorità uno dei campi più difficili del girone I del campionato di B2, il Palabramo di Catania, superando la Sifi Condori con il punteggio di 3-1. È stata una grande prova di forza del sestetto allenato da Paolo Collavini, che si conferma vice capolista con 60 punti e soprattutto rafforza il titolo di migliore seconda dei 9 gironi del campionato di B2. Le biancazzurre hanno offerto una prestazione impeccabile in ogni reparto, contro un avversario ancora in lotta per il terzo posto. La SEA Paragona si è aggiudicata i 3 punti con questi parziali: 18-25, 23-25, 25-21, 19-25, sorrette da un nutrito gruppo di tifosi. La squadra del presidente Nino Di Giacomo è riuscita a dominare il match fin dalle prime battute. Adesso il campionato si ferma per le festività pasquali. La SEA Paragona tornerà in campo il prossimo 27 aprile con la sfida casalinga contro il già retrocesso Battipaglia. Si gioca al Palasport Pippo Nicosia di Agrigento alle ore 18.